L'emozione è tanta perché fino all'ultimo momento eravamo in dubbio se riuscivamo a aprire oggi o no, quindi ci siamo tolti un peso dallo stomaco per quanto riguarda l'apertura. Adesso la preoccupazione è di fare livelli diversi con difficoltà diverse. C'è già in progetto un ampliamento del parco per un altro anno. Ora io lo chiamo Pianezza e Avventura, non comprende solo il parco ma comprende una serie di cose. I turisti. Abbiamo un accordo con delle guide naturali che possono fare qui. Era uno dei principali obiettivi di questa amministrazione, quello che può dare la nostra splendida montagna. Avevamo un desiderio, quello di realizzare un parco giochi e avventura, ma devo dire che senza la volontà e l'entusiasmo porre in essere questo parco avventura, i nostri desideri sarebbero rimasti tezza a tutto quello che già offre la nostra montagna. Molte altre iniziative vogliamo porre in essere con